Amici bellini, questo video è più per me che per voi, perché voglio rivivere un attimo queste prime 12 partite del Napoli. Poi ci sono state le partite di Coppa Italia. Siamo stati fortunati, siamo stati bravissimi, siamo stati penalizzati, potevamo fare meglio, possiamo migliorare. Cominciamo. Allora, tra un po' giocano pure i nazionali, gioca Gilmour, McTominay e non vedo l'ora che finisca questa pausa. Non so nemmeno se questo video vi è arrivato in serata o adesso è mattina, e quindi lasciate il like a prescindere, perché sapete come si fa. Do il benvenuto a Karov. Sapete quando vi dite ehi Karov, carissimo, quando non ti ricordi il nome, che è brutto, però benvenuti a tutti i nuovi iscritti. E magari c'è qualcuno nuovo iscritto che si iscrive, perché ci sono delle cose che poi spariscono dalla memoria. Per esempio, ve ne accorgerete che ci sono delle cose perché si parla sempre dell'Empoli, no? Del rigore dell'Empoli, perché oramai è passata questa cosa qua. Ma altre cose ce le siamo dimenticate. Andiamo a vedere. Abbiamo due modi di rivedere le partite. Io ho riguardato gli highlights brevi, anche per capire quello che poi rimane agli annali. Noi abbiamo tutte le nostre analisi, le abbiamo fatte, si possono rivedere, ma sono lunghe. E ricordiamoci come siamo arrivati qui. Prima di tutto, prima di questa partita c'è stato il Modena in Coppa Italia, e ricordiamoci che anche lì siamo arrivati 0-0, siamo arrivati ai rigori. È un Napoli ancora molto molto diverso da quello che vediamo in questi giorni, perché non c'era ancora il mercato, e dobbiamo ricordarlo, perché questo era un Napoli, se vai a vedere la formazione, non c'era ancora Buongiorno, quindi questa è la prima cosa. Guangia è sostituito, Mazzocchi a destra, Spinazzola a sinistra, e partimmo con Simeone. Poi dobbiamo ricordare che nemmeno in panchina c'era tanta roba, perché possono entrare, vedi, Ngong, che dire, c'era ancora che dire, ve lo ricordavate? A che dire? Lo so, è difficile. Mezzoni, c'era Colisacoia, Carino, insomma questo è ancora un Napoli estivo, e con Conte che fa questa faccia qui nel finale. Però va anche di ricordare che in questo caso, se vedete l'attack momentum, il Napoli ci ha provato, e ci ha provato di più del Verona, e non ci è riuscito sicuramente. Ma guardate l'attack momentum, e questa è una partita dove il Napoli in realtà doveva vincere lui. Poi perdiamo 3-0 e abbiamo questo ricordo disperato del 3-0. Però in questo caso noi ci abbiamo provato. Possesso palla pazzesco di 67%, poi però XG basso perché 0,96, mentre il Verona ovviamente 3 gol fatti anche da vicino arriva a 1,85. Poi passiamo alla prima vittoria, anche questa sonora, sonante, perché col Bologna noi vinciamo 3-0, ma devo sottolineare questa grande parata di Meret in questo caso, e qua siamo sullo 0-0, e quindi qua, attenzione, siamo al 30°, e qua probabilmente cambia la stagione. Con questa parata cambia la stagione in positivo, perché il Napoli non si deprime, e arriva il gol di Di Lorenzo, e questa è la reazione di Conte, dice oh loco, meno male, perché proprio veramente poteva essere una tragedia pazzesca. Ma se andate a vedere poi l'attack momentum di questa partita, in realtà il Bologna vedete che ci crea delle difficoltà. Noi siamo stati in alcuni punti molto cinici e decisivi, ma se guardate l'attack momentum in blu, il Bologna probabilmente meritava qualcosina in più. Però questa è un'eccezione, non facciamo a fila adesso. Una signora innamorata di Ancelotti non c'è? No. Guardate che Ancelotti è un bel manico, Loro in questo caso hanno il possesso palla, noi però abbiamo un expected goal più alto, ovviamente, perché poi facciamo i gol, ma noi tiriamo. Vedi, in questo caso abbiamo tirato 16 volte, e non è poco, perché anche perché italiano poi ti lascia delle praterie, specialmente quando vai in svantaggio, e siamo stati bravi ad approfittare. E a livello di formazione noi qua già cominciamo a vedere Buongiorno titolare, abbiamo ancora Mazzocchi lì a destra, Olivera al posto di Spinazzola, in attacco cominciamo a vedere, invece di Raspadori cominciamo a vedere Simeone, ma in panchina già abbiamo la presenza di un David Neres, che sarà uno dei giocatori più impattanti per noi, specialmente a inizio stagione. Tant'è vero che firma il suo primo assist. Questa è una partita dove noi abbiamo giocato quasi tutto di rimessa. Arriva il primo assist e il primo gol di Kvara, e insomma comincia a prendere una forma un po' diversa la squadra. Poi un'altra partita chiave è stata questa, perché qua abbiamo rischiato tantissimo, e dovete ricordarvelo per forza.
perché i gol del Napoli arrivano ben oltre il 90° entrambi, e anche qua l'impatto, io lo voglio sottolineare che il passaggio qua per Neret fu di Mazzocchi, ricordiamocelo, ma qua l'impatto di Neres fu tremendo perché porta all'espulsione di Suzuki, quindi grave errore, infortunio di Suzuki, e da lì il Napoli può creare quel forcing. Ricordiamo che noi subiamo gol sul rigore da Bonni, però il Napoli può creare quel forcing, e qua vediamo anche l'ingresso di Lukaku che impatta subito con un gol, e poi lo stesso Neres metterà il cross per Anghissà che di testa al 96esimo ci regala 3 punti pazzeschi. Questa è un'altra sliding door. Ricordiamo che nel primo tempo il Parma prende 2 pali, ricordiamocelo. Ma qua io non me la sento nemmeno di dire che siamo stati fortunati. Certo, i gol arrivano nel finalissimo, va bene, però guardate l'attacco momentum, qua il Napoli meritava di portare la partita a casa, non c'è dubbio. Ancora siamo con questo 3-4-2-1, ma qua comincia insomma la stagione di Lukaku che impatta tremendamente bene. Poi questa è una partita che ricordo un po' di più perché ne abbiamo parlato di più, perché poi il risultato è roboante. Però guardate l'attacco momentum, è un po' più, cioè Cagliari ha creato di più, e questa è una di quelle partite dove Meret è stato protagonista. Di tutto il Napoli la sblocca con un po' di fortuna, perché il tiro di Di Lorenzo c'è stata questa deviazione pazzesca di Mina. Vediamo questa prima partita dove Lukaku e Mina, c'è questo 1 contro 1 dove Lukaku si comporta anche bene, allora noi cominciamo a pensare ok, il Napoli la gioca così, ecco perché è arrivato Lukaku. Si creano dei presupposti, e mentre ti devi marcare a lui, intorno possono succedere delle cose. Ricordiamo questa parata di Meret tra le altre, perché fu un'altra parata bellissima dove la mano Mosh però in questo caso la tocca sulla traversa, il tiro di Marin. E poi come Belloriali, perché poi queste vittorie creano gruppo, creano tutta quella situazione anche di fiducia in noi stessi, e quindi molto bene. Prima partita dove cominciamo a vedere Lukaku titolare, sempre la solita struttura con Spinazzola questa volta al posto di Olivera là davanti, e ancora Mazzocchi titolare. Poi arriva il momento di McTominay che in qualche modo ci cambia ancora una volta la stagione, perché ci cambia il sistema di gioco e ci cambia il modo in cui giochiamo a calcio. È una delle cose che va nel dimenticatoio, perché poi nei replay si è visto, non si è visto, eccetera eccetera. C'è stata una parata di De Gregorio che è stata forse la più bella di tutto il suo campionato, una delle parate più difficili di tutti i tiri del Napoli, questo tiro cross di Politano spizzato che De Gregorio para molto bene. Qua io mi sento di dire primo tempo più occasioni Napoli, secondo tempo più occasioni Juventus, però ci annulliamo a vicenda e finisce 0-0. E qua cominciamo a capire McTominay vicino a Lukaku, si ritorna con una forma a 4, però Politano viene a dare una mano, quindi diventa il quinto, e cominciamo a capire delle cose diverse. La Juve ha più dominio territoriale. Nel primo tempo noi creiamo quelle piccole cose che comunque fanno fare delle parate a Di Gregorio, ma alla fine vedete come ci annulliamo, 0-31 a testa, non si crea tanta roba, e quindi va bene così. Poi questa è la partita dove si fanno sfogare un po' le seconde linee, molto bene, molto netta, grande vittoria, però il Palermo è quello che è. Poi tocca al Monza, una partita liquidata nel primo tempo. Guardate, primo tempo tutto noi, dopo un inizio buono del Monza, tutto noi, e poi dopo aver fatto il 2-0 è come se, vabbè, il Monza non ci può offendere. Questa cosa ve l'eravate dimenticata oppure no? Forse voi sì, insomma, il rigorino, perché però al Napoli danno i rigorini. Non è vero, c'è questo qua che non ce l'hanno dato assolutamente, c'è quello di Kvara che poi verrà con le 2 mani addosso, poi quello di Politano, poi ancora, ma ce n'è un altro che non vi ricordate, poi lascerete il like. Insomma, qui cominciamo a vedere Caprile titolare. Il Napoli è come se ritorni a questo 4-3-3 ideale, e in qualche modo entra McTominay nelle gerarchie di Conte e esce Mazzocchi fondamentalmente. Caprile in porta. Poi tocca al Como, noi sblocchiamo in 25 secondi la gara, quindi McTominay comincia ad avere il suo impatto sul Napoli. Però anche questa partita qua va ricordata bene, perché nel primo tempo
guardate quanto attacco momentum c'ha il Como, arrivano i tiri dalla distanza, noi non siamo, questa è una partita netta dove però non era soddisfacente per me, perché il Como ci ha messo in grande difficoltà. Poi Conte deve cambiare modulo, deve arretrare anche un po' Kvara per dare una mano, perché il Como ci stava creando grosse difficoltà. Però arriva il rigore netto, si può dire, su Olivera, che poi permette a Lukaku di portarci sul 2-1. Ricordiamo che nel primo tempo Strefezza da lontano ci frega, e poi nel finalissimo la soddisfazione anche a Neres per il suo gol. Il fattaccio avviene qua, dove c'è più Empoli, c'è da dire, c'è più Empoli nel primo tempo. Empoli-Napoli finisce 0-1 con il rigore di Kvara, anche lui centrale come McTominay prima, come Lukaku prima, e questo è il famosissimo famigeraterrimo rigore che è netto, e quindi è inutile che fate. Non abbiamo visto quello di Kvara prima, andiamo avanti. E qua ricordiamoci che cominciamo a vedere Gilmour in campo e non Lobotka, quindi quelle piccole defezioni, perché una volta perdi Meret, poi perdi Lobotka, adesso stiamo cominciando ad avere un 11 ideale, e quando poi ci sono degli infortuni devono cominciare a entrare quelli della panchina. Napoli-Lecce, che pure finisce di cortomuso, è una partita molto diversa da quella con l'Empoli. Guardate quanto Napoli c'è e guardate quanto poco Lecce c'è. Napoli che ha il grande possesso palla, tanti expected goal nonostante solo uno ne fa, ed è questo che vi eravate dimenticati, che il Napoli doveva avere quest'altro rigore con Banda che non la vede proprio il pallone, boom, va a sbattere sul Politano che lo anticipa. Niente, fallo laterale, una roba scandalosa, perché Conte si lamenta solamente quando gli va male a lui, e non è vero, perché si è lamentato di una situazione che comunque non gli è andata male a lui, perché Çalhanoğlu ha sbagliato, ma qua non si è lamentato, non ha alzato la voce con Kvara, non ha alzato la voce così, quindi siate precisi, ecco perché si fanno i recap, ricordiate e ricordiate anche che era un Napoli con un po' di turnover, perché in campo non solo ci deve essere Gilmour, ma vanno in campo anche Ngonghe e Neres dal primo minuto, e il Napoli la sblocca su calcio d'angolo, perché poi dopo 3 giorni c'è il Milan, e queste partite qua di cartello ce le ricordiamo meglio, perché ovviamente viste, riviste, raccontate, non raccontate, ce lo ricordiamo bene, con Lukaku che vince di fisicità il duello con Pavlovic, e quindi il Napoli va in vantaggio subito. Poi c'è il Milan che fa un po' di sfuriate, Kvara che fa quel gol che credo di avere lo screenshot, perché è qualche cosa meraviglioso da quella distanza. E qua è tornato Meret in campo. La formazione oramai la conosciamo a memoria. Spinazzola perde sempre più minutaggio a favore di Olivera. È tornato Meret, che qua anche da SofaScore si prende un bel gol. Ci sono alcune parate non difficili, ma ce n'è una importante che fa sulle AO nel secondo tempo. Il Napoli tiene bolla. La caduta degli dei, anche questa qua ce la ricordiamo meglio, perché Gasperini ce l'ha in carta, la gioca bene, noi non siamo bravissimi nelle marcature, c'è un certo equilibrio, come vi dissi nell'analisi, perché vedete un colpo io e un colpo tu, ma quando il colpo lo dà l'Atalanta sono molto più cinici, e qua, volendo poi essere, abbiamo dato a Meret quello che è di Meret, diamo a Meret quello che non è di Meret, perché qua per esempio questo tiro pure era parabile perché ci arrivava, e insomma ce lo ricordiamo, e qua il Napoli deve migliorare assolutamente. Qui la reazione c'era stata in realtà, perché questo palo di McTominay che il Napoli proprio subito dopo l'1-0 all'11° praticamente avrebbe potuto rimettere le cose a posto, il palo ferma il Napoli, che poi non dico esce dalla partita, ma non avrà più occasioni così limpide. E il nostro viaggio di recap ci porta poi all'Inter. Anche qui abbiamo la memoria fresca. Inter che ha dominio territoriale, lo vedete, attaccano con più continuità, ci attaccano da tutte le parti. Il Napoli è bravo a tenere. Il gol con McTominay arriva per noi da calcio d'angolo, con quell'assist di Rachmani. Il gol loro sempre per grande onestà, grande tiro di Çalhanoğlu, però c'era arrivato e avrebbe potuto fare qualcosina in più, ma tant'è. Il rigore poi sbagliato inchioda la partita sull'1-1 con questa formazione che oramai conosciamo molto bene, e chissà se è arrivato il momento adesso alla ripresa del campionato di vedere anche qualcosina di diverso, perché
Abbiamo visto come hanno impattato nel tempo, per esempio Neres aveva impattato bene, secondo me è il caso di metterlo dentro un pochino di più. Lukaku aveva impattato bene, però se non sta in grande forma utilizzi di più un Simeone, utilizzi più rotazioni, potrebbe essere importante. Adesso è rientrato Lobotka, speriamo che tutto va bene per tutti quelli che devono rientrare dalle nazionali, speriamo che tutto va bene per Oliveira perché Spinazzola nel frattempo è sparito dalla circolazione. Quindi ci toccherà una Roma nel giorno del mio compleanno, lasciate il like, e non sappiamo che forma avrà perché nuovo allenatore, tutti uniti per fare i miracoli che si devono fare a Roma, e se non li fai a Roma dove li fai, e bisogna capire in quale stato di forma torneranno i nazionali, sia i nostri che i loro. Asia da Scozia, ma non ha segnato il nostro, ha segnato John McGinn. Ovviamente McTominay lì sotto punta, Gilmour dietro di lui, e siamo tutti un po' scozzesi perché Zielinski non è più dei nostri. Questo Rachmani non è Amir perché il nostro, questo è Albiol. Rachmani, Albiol, il nostro è squalificato. Insomma, da New York Valerio Fluido il recap è fatto e serviva a me, non a voi. Voi ve li ricordate bene tutte le cose, gli episodi, i momenti. Quindi il Napoli ha i punti secondo me che merita. In alcuni momenti siamo stati fortunati magari, ma siamo stati magari bravi a non prendere gol, magari siamo stati bravi a farlo nel forcing finale. Possiamo fare qualcosa in più? Credo proprio di sì, perché abbiamo nella memoria, e Conte lo sa benissimo, che può fare qualcosa in più, ma era importante accumulare punti per stare tranquilli, per non far scappare. Guardate quante squadre hanno fatto tutti sti punti, e la formazione parla chiaro, la formazione, o meglio la classifica: 26, 25, 25, 25, 25, 24, e poi più giù il Milan che si sta affannando a recuperare, ma c'hai già un po' di terreno perso. Il Bologna, l'Udinese, l'Empoli, il Torino che dobbiamo affrontare, la Roma, lì il Parma, il Verona, il Como, il Cagliari, il Genoa, il Lecce, il Monza e il Venezia. Insomma, è una Serie A vincente dove non ci sono delle squadre spacciate, e non ci sono delle squadre già troppo più forti delle altre. Sulla carta possiamo parlare dell'Inter, possiamo parlare anche del Napoli che ha delle buone individualità. La Juventus secondo me è una squadra che è destinata a far bene, a migliorare. Però poi sul campo, vedete che il campo è fatto di momenti, di partite, di episodi chiave che possono svoltare una stagione da una parte o dall'altra. Vado a vedermi gli scozzesi. Da New York Valerio Fluido è tutto. Se avete un like in tasca, che poi è gratis, lasciatelo adesso, dai.